Amici di Bella Sicilia, siamo a Gangi, questa è la sulla, la usiamo per fare la rotazione, coltivo un anno il grano e poi per dare sostanza al terreno metto questa sulla, che è un foraggio che si usa per fare il fieno e dare agli animali. Questa col fiore rosso solo. Mentre qui vicino abbiamo i grani siciliani. Sì, questo è un campo di grano di Maiorca, un grano tenero siciliano, che ha un basso indice di glutine, quindi è più digeribile rispetto agli altri grani antichi. È ancora in crescita, ancora deve crescere. Qui viene messo il grano già pulito, viene pulito per levare le impurità che ci sono. Una volta pulito, praticamente apriamo, facciamo scendere il grano piano piano. Una volta che scende abbassiamo un po' la pietra a secondo la farina come la vogliamo fare. Ad esempio io qua ho regolato il massimo che la posso fare, diciamo il massimo per toglierci più crusca, perché la crusca fa bene una percentuale, esagerare, diciamo, mangiare crusca non ha senso. E la pietra è importante, è 1,20 m, quindi quando ci sono i mulini piccolini sono buone, però dico per fare la farina, però dico queste pietre piccole girano più veloci, dopo 5 minuti le devi spegnere, perché superando i 40 gradi si perde il buono, il genuino, l'aspetto nutrizionale del grano. Qui mi esce, diciamo, posso decidere di fare la farina integrale, integra. La farina integrale, praticamente, qua ci metto il grano, qua mi esce farina più crusca. E crusca ce n'è, diciamo, tutta quella che contiene il chicco di grano. La andiamo a setacciare. Al posto di setacciarla con crivo, come si faceva una volta, andiamo a fare con i setacci. Quindi c'è un'aspirazione che porta la farina qui e oltre, diciamo, a portarmi la farina qua nei setacci mi raffredda le pietre, quindi sono sicuro che non superi i 40 gradi. Questa ad esempio è la farina tipo 1 burattata, che sono la stessa cosa, e nella tipo 1 ci troviamo circa il 14% di fibra, invece nella tipo 2 semi integrale ci troviamo il 20% di fibra. Esce la farina, qui invece se facciamo il grano duro esce la semola, nel grano tenero non c'è semola. Invece qui mi esce la crusca, quella più grossa. A seconda del setaccio che ci metto, mi esce pure la crusca o caniglia. E al tatto, per capire che la molitura a pietra, al tatto praticamente è come la sabbia se facciamo così. Se invece facciamo così è come il borotalco, praticamente è una farina 0,0 a cilindri molita. La cosa importante, diciamo, della farina o di un prodotto naturale sono odore, colore e sapore. La Sicilia una volta era il granaio. Granaio d'Italia, sì. Quanta fatica c'è dietro? E c'è tanta fatica, però diciamo quando ce l'hai nel DNA che sono contadino ti passa tutta la stanchezza e tutta... Bisogna alzarsi presto e poi, diciamo, non avere orari, perché quando ci sono delle cose da fare nei campi o nell'allevamento si devono fare, quindi non è una cosa che... oppure la domenica, non lavoro la domenica, quindi sacrifici, però dico che ti ripaga la terra. Il mio motto è sempre lo stesso: mangiare poco, sano e siciliano.